Oggi sabato 5 giugno è la giornata mondiale dell'ambiente. Roberto Pizzuti, presidente del WWF per quanto concerne il Friuli Venezia Giulia, raggiunto telefonicamente, ha spiegato quali sono le problematiche ambientali a livello locale, ma soprattutto il valore di questa giornata ai giorni nostri. Domani intanto a Udine si terrà una giornata all'insegna della mobilità sostenibile che vedrà anche i cittadini udinesi girare sui pattini per la città. Ascoltiamolo dunque nel prossimo contributo. Che valenza assume al momento attuale, viste poi le problematiche presenti nei vari territori del mondo e anche in provincia di Udine, una giornata dedicata all'ambiente? È una valenza di sensibilizzazione, perché purtroppo non si considera sufficientemente l'ambiente in cui viviamo e spesso quello che si fa riguardo l'ambiente non riguarda le specie naturali, quindi la biodiversità, e quindi è un importante momento di considerazione di quello che l'uomo, le nostre istituzioni stanno compiendo, e nella speranza che si cambi nel breve periodo, perché non abbiamo più tempo da aspettare. Le cose stanno evolvendo velocemente, certe specie sono sul rischio dell'estinzione e potrebbero essere di grande vantaggio per i figli dei nostri pronipoti, ma noi stiamo per eliminare prima che li possano vedere, quindi diamoci da fare, non rimandiamo quello che si può fare. E quindi mettiamoci in prima persona, intervenendo anche domani, per esempio, alla giornata della mobilità sostenibile con i pattini, in questa iniziativa in centro a cui il WWF dà patrocinio.